un sacco di medaglie non lo so, esatto, attaccate da tutte le parti. Mi ricordo quando hai messo Battiato, tipo 2 anni che ridere, fa, sì, che siamo stati praticamente aggrediti. una delle prime puntate. Scusate, finisce subito la Marcord con questo unico aneddoto, e che è quello, ce la cantiamo e ce la suoniamo un po', e che è la prima volta che abbiamo messo Battiato, e ho detto vabbè dai, mettiamo Battiato, c'era anche un collegamento con l'attualità, sì. E arrivò questo messaggio, l'ho scritto: Battiato ha sempre parlato male guarda, se dobbiamo mettere solo quelli che hanno parlato bene, ragazzi, mettiamo qua veramente Beppi e Van der Spross. No, mettiamo qua messe di Palestrina. Comunque prepara un Van der Spross che ormai dobbiamo espiare. Prepara un Van der Spross, io ti do una traccia Van der Spross migrante, perché dobbiamo essere comunque abbastanza fedeli, cioè, dobbiamo abbassare i toni, capito? Cioè, infatti adesso noi leggiamo il messaggio di Mattarella, che non è un personaggio del carnevale. Non dire così. Non è, no, dico non è, magari uno a casa dice Mattarella. Guarda che in Italia c'è la democratura. Non è una marca la post-democrazia, che è la democratura, la dittatura democratica. Infatti voglio togliere agli amici a casa dei dubbi. Democratura. Mattarella non è neanche una marca di sottilette. Che a me veniva l'idea. No, non ti dà l'idea di quello? Non avevi questo dubbio? Ma io sempre mozzarella forse. Esatto, Mattarella, fila stendi, Mattarella. No, non è questo. Vabbè, è il presidente della Repubblica. Ci sono dei colazioni che stanno correndo verso la radio. Colombo barra porte, protocollo 96, ce l'abbiamo lì da allora. Allora, Mattarella ieri ha fatto un comunicato, perché ieri tutte le cariche istituzionali hanno dovuto fare il loro comunicato, no? C'era la tragedia e quindi si sono sbizzarriti gli uffici stampa di Quirinale, Palazzo Madama, Palazzo Chigi. Incominciamo Mattarella che fa questo discorso presidenziale, dice: ci troviamo davanti a una tragedia immane che deve scuotere la comunità internazionale e richiama all'impegno i paesi dell'Unione Europea. Poi fa un ringraziamento a quelli che stanno lavorando per trovare i corpi, poi dice: non si può assistere senza reagire all'indegna tratta di esseri umani di cui sono vittime i profughi. Per ora stiamo assistendo senza reagire, però comunque questo è un dato. E poi ci sono i 2 verbi che usa Mattarella, che è: occorre un'iniziativa umanitaria straordinaria, cioè occorre, non è un qualcosa che deve calare dall'alto, occorre è uno di quei verbi che poi vuol dire non succede niente. E poi il migliore è mi auguro, perché lui, capito, si augura che la sensibilità ai diritti umani prevalga sull'indifferenza che spesso confina nel cinismo. Capito? Sei un cinico. No, invece per fortuna ho un presidente come Mattarella che mi richiama, all'ordine. Un altro che l'ha buttata sull'emotività è stato Renzi, che ha detto: non possiamo restare insensibili a quanto accade quando nel Mediterraneo tutti i giorni c'è una strage, ed è difficile parlare di bellezza quando accadono queste cose. Infatti non devi parlare di bellezza, ma che sei sgarbi. La grande bellezza, cioè, parliamo di bellezza. Però è freudiano qua Renzi, perché dice: oggi è difficile cambiare argomento e rincoglionirvi con qualcos'altro, quindi è difficile. Parliamo di bellezza, di presenza, i concetti. Il migliore è Pietro Grasso, che fa un intervento su 3 livelli e dice: a livello operativo Triton e la spesa europea sono palesemente insufficienti e il peso dei soccorsi viene sostenuto quasi completamente dall'Italia. Facciamo il ponte sullo stretto del canale di Sicilia, esatto, non dare idee un ponte strallato enorme. Questa è la prima cosa, nonostante ci avessero raccontato che gli italiani adesso non spendevano più niente, pagava tutto Triton. Piero Grasso, bello tranquillo, ha sputtanato la versione di Alfano degli ultimi 2 mesi, non so come l'ha preso. Troppo poco, di più, meglio. No, che adesso spende più l'Italia, Triton non ci ha attaccato niente. A livello normativo, Grasso dice: si devono rivedere le procedure europee di asilo, cioè non si capisce mai chi deve fare qualcosa, si deve. C'è sempre il riflessivo. Poi abbiamo, attenzione, un altro, perché c'è un terzo livello che è a livello normativo, sì, e poi c'è a livello politico, si impone una nuova politica europea. Si impone. Da sola. Poi abbiamo si autoimpone. La Boldrins invece dice: nessuno si mette a cuor leggero su queste imbarcazioni, chi scappa non ha scelta e l'Unione Europea deve lavorare di più sulle cause alla base della fuga. Anche qui si capisce chi deve farlo, ma non esattamente chi. L'Unione Europea, soggetto collettivo, capito? Quando dico popolo, Unione Europea, esatto. Poi abbiamo la Mogherini che dice: strage inaccettabile. Insomma, tutti fanno inizialmente, no, la comunicazione
È così, ognuno dice la sua dando sfoggio di competenza, vabbè, provano a usare tanti aggettivi, no, usano gli aggettivi. Esatto. Usano gli aggettivi. Però vabbè, ci sta, normale. Ci sono degli ottimi addetti stampa. A un certo punto Salvini dice ci vuole il blocco navale. Questi 700 morti sono sulla coscienza di Renzi e Alfano, ci vuole il blocco navale. Salvini dice questa roba qui. E finalmente questa serie di personaggi trova qualcuno a cui dare contro. Si toglie il tappo. Si toglie il tappo. Salvini meraviglioso è che toglie il tappo e tutti vanno in cacciara. Lorenzo Guerini, vice segretario del PD. Mentre i nostri uomini raccolgono i cadaveri e salvano vite nel Mediterraneo, gli sciacalli speculano in diretta TV. A parte che i nostri uomini raccolgono i cadaveri, non è che sono gli uomini del PD. Però vabbè, questo è un altro discorso. Schifani trova spazio, che dice a Salvini non interessa risolvere questa tragedia ma solo attaccare Alfano, mentre Schifani noi sappiamo che non dorme la notte se non si risolve il problema. Vendola che ritrova finalmente un posto in scena grazie a Salvini, che dice è raccapricciante quando deve scegliere l'aggettivo. Vendola non imitare la non lo faccio però vedi, lui raccapricciante, sì. Il cinismo di chi per qualche voto specula sulla nuova, inaccettabile, e siamo a 2 aggettivi, ennesima e 3 tragedia di migranti perseguitati da vivi e insultati da morti. Bisogna capire, aggiunge Vendola, che è arrivata l'ora di combattere la povertà e non i poveri. Insomma, c'era poi questo slogan che in tasca l'ha messa a chiuso, era una cosa. Ma non basta Vendola, perché Alessandra Moretti, la grande Ale Moretti, non ha perso occasione per usare ancora più aggettivi, anche se non sono aggettivi qui, sono qualificazioni. Lei mi aiuti che mi è fine grammatica. La Moretti dice è indecente, è una vergogna, è una bestialità liquidare questa tragedia con un tweet come ha fatto Matteo Salvini. Che deve fare? Manda una raccomandata. Renzi parla di bellezza, Salvini almeno la grande bellezza, esatto. La grande strumentalizzando questi morti, dicendo che sono sulla coscienza del Presidente del Consiglio Renzi e il Ministro Alfano, e per tutta risposta la Moretti ha sospeso la campagna elettorale. In che senso? Ha sospeso. Si è ritirata? No, si è ritirata. Non si è ritirata. No, ha sospeso per 24 ore. Ha sospeso per 24 ore la Andate in vacanza. Ma non lo so, però non ha senso. Poi attenzione, il migliore è il cardinale di Torino, che si chiama Severino Poletto, che anche qui sembra un nome di fantasia, però non è colpa sua, gliel'hanno dato. Se fai il vescovo un nome, cioè, sembra di raccontare una storia finta. Mattarella, Severino Poletto, cioè sembrano nomi veri, lo sono però. E dice, bisogna dire a Salvini di smetterla di dire sciocchezze, non si può far morire in mare uomini, donne e bambini, sono persone disperate e hanno bisogno della nostra solidarietà. E uno dice, se legge solo queste cose, cosa ha detto Salvini? Di sparare sugli immigrati, perché se tu senti questa dici cosa ha detto Salvini di indecente, vergognoso, bestiale, liquidare questa tragedia con un tweet, cosa avrà mai detto? Salvini ha detto del blocco navale. E che cosa succede? Si consuma una tragedia, perché per una volta Salvini shock non era arrivato primo, sai? No, era arrivato secondo. Noi qui Radio Padania, radio con la schiena dritta, ve la denunciamo la cosa. Salvini ha copiato quell'idea lì. Sai da chi? Da chi? È raccapricciante. Non so se questa trasmissione potrà continuare, fermami. Ti fermo, dai. No, non mi devi fermare, fermami retorico. Fermami retorico, tu devi dire no, il diritto di cronaca. Commuoviti, ma correggimi. Vabbè. Sai chi aveva detto per primo blocco navale? Sì. Pier Ferdinando Casini. Giuro. Il rivoluzionario. Infatti, lui voleva un Casini shock. Una volta nella vita sentirsi Salvini alla sua età, aveva detto dobbiamo fare 2 cose. Lui non ci riesce a essere davvero shock, no, però ci ha provato. Primo, lavorare accanto a Bernardino Leon per arrivare a un governo che ci dia la possibilità di interloquire con uno Stato. E qui se state pensando grazie al cazzo, diciamo che si può dire, non siamo usi dire parolacce, ma in questo caso si può dire, perché questo Stato libico ora non c'è, ma guarda un po', da un po' che lo diciamo. Secondo, Casini dice, se questo non fosse possibile, avere un piano B pronto, farsi autorizzare un blocco navale nelle acque territoriali libiche con delibera dell'ONU che ci consenta di stroncare questo traffico sul nascere. E poi arriva ancora più shock Casini, che se l'avesse detta povero Salvini sarebbe stato penso esiliato. Casini dice dobbiamo distruggere le barche
anche in territorio libico. Rivoluzionario. Distruggere le barche. Dobbiamo mandare i navi Ma cosa vuoi mandare a distruggere le barche e quindi questo è successo. Alla fine tutti se la sono presa c'erano tutti con Casini. Ah no, aspetta, il migliore però me lo sono tenuto proprio per ultimo, perché nessuno se l'è presa con Casini, l'hanno presa tutti con Salvini. Ma sai chi è il migliore? Sai che hanno detto sciacallo, no, a Salvini? Il migliore è Paolo Ferrero, segretario di Rifondazione Comunista. Salutiamo gli amici di Rifondazione Comunista, ci ascoltano. E ha detto: Salvini non è uno sciacallo, gli sciacalli agiscono per istinto animale, non per calcolo, perché lui ha la lobby degli animalisti vegani, sì, quindi deve curare la minoranza. Esatto, cioè, vedremo la Brambilla con in braccio uno sciacallo. Aveva la corrente dei compagni animalisti, diceva: compagno Ferrero, difendi l'immagine dello sciacallo, questo animale distrutto dal turbocapitalismo che ne ha fatto l'emblema del carogna. E allora lui ha dovuto fare una difesa dello sciacallo, ma poi un attacco a Salvini. Dice: Salvini al contrario usa i disastri e lo spaesamento prodotti dal neoliberismo, non a sbadigliare, solo l'inizio, per costruire non mi offendo io, si offende poi Ferrero, che deve mettere dei paroloni, no? Per rubare elettorato lo a Vendola. spaesamento prodotto dal neoliberismo, esatto, per costruire scientificamente, lui è più da avverbio che da aggettivo, è da lì che è nata la scissione, la guerra tra i poveri e la ricerca di capri espiatori nel diverso. Cioè tu non vuoi farli venire qui e crei una guerra tra poveri, cioè tu eviti di importare dei poveri e quindi gli stai facendo una guerra. Ma tu parli semplice, manco ti ascolto, devi usare 4 avverbi e poi forse e prima di tutto difendere lo sciacallo. Cioè, comunque Paolo Ferrero a difesa dello sciacallo dice: Salvini non è uno sciacallo ma un nazista. Ha proprio detto nazista. Salutiamo gli avvocati di Paolo Ferrero che oggi hanno da lavorare, immagino, come quelli che all'inizio degli anni 30 gridavano al complotto giudaico-massonico. Quindi ha voluto proprio precisare, no? Perché sai che a volte nella querela uno può dire: ma no, ma io ho detto nazista, ma intendevo in senso lato. No, il Ferrero intendeva proprio quelli che all'inizio degli anni 30 il nazista, il nazista d'Antan. Abbiamo fatto quella piccola parte della puntata scorsa a parlare del passato che non passa, della gente che non riesce a archiviare il passato. Qua continuiamo a parlare di obelischi, obelischi con la scritta Duce di nazisti degli anni 30. Comunque, se la cosa vi conforta, Madame Falena, i bis. Gamma e la cadena, Bordonaro. Gamma e la cadena, questa canzone ortodossa. Subito dopo, filo diretto molto serio su come la pensate voi questa faccenda della Libia. Come si risolve questa roba qua, se voi foste al governo?
02 66 23 44 22. Ed eccoci tornati in diretta. Sono già arrivati per SMS alcune soluzioni abbastanza bizzarre al problema, semiserie, e vanno bene a fare da ponte, diciamo, su quello che ci dicevamo prima, che serio non era, anche se abbiamo usato parole dei grandi politici, delle alte cariche dello Stato, quindi non è che abbiamo letto dei testi. Ma però non dicono mai, non propongono mai una soluzione. Esatto, In verità dicono, cordoglio internazionale, si deve, si può, si fa. Sei eletto a un'alta carica, devi dire, secondo me bisogna fare così. Devi dare la ricettina, quantomeno. Ti pagano per quello. È vero che non sono eletti, quindi in teoria No, esatto. salta tutto. Però, insomma, le linee sono spalancate. Togliamo lo scorpione dal telefono 0266 20 lo sciacallo, 35 29. Esatto, togliamo lo sciacallo da quelle zone lì. Leggiamo sciacallo. Qualche messaggio. Si mitragliano tutte le barche vuote sul lungomare. Con un Macchi 202, sì, Giuliano da Torino, una soluzione coloniale, idea balbiana della soluzione. Chiudiamo la Stretto di Gibilterra, svuotiamo il mare Mediterraneo, almeno a piedi ci pensano 2 volte a venire, o perlomeno possono ricacciare indietro. Questo è un cementificatore Brianzolo, esatto, già vede un'autostrada, esatto, con delle uscite, delle aree di servizio. Poi abbiamo un altro SMS, non so se è leggibile Bordo? Ah no, è un amico di Varese che dice: solo con l'unità d'Italia e il tricolore, Giuseppe Garibaldi, saremo solidariamente pronti per aprirci verso i fratelli profughi. Insomma, anche qui. In effetti Garibaldi cosa avrebbe fatto? Esatto, cloniamo Garibaldi. No, cosa avrebbe fatto col problema profughi? Si sarebbe arruolato nell'ISIS, posso dire. Cioè, no, lui esatto, sarebbe in Africa a piantare casini oggi come comunque oggi. Cercate di riportarci alla serietà, anche perché la questione che stiamo ponendo è comunque seria. Adesso noi magari la poniamo seria di così, la poniamo col sorriso, però questi arrivano, è un dramma per loro, è un dramma per noi. Dal momento che le alte cariche dello Stato usano questi verbi impersonali, occorre, si dovrebbe, si potrebbe, e loro sarebbero quelli chiamati a dare una ricetta, dal momento che il premier Renzi oggi ha solo detto quello che non farà, cioè non vuole fare un intervento militare, non vuole fare un blocco navale, e tutto quello che non vuole fare, magari se continua a dire tutto quello che no, riusciremo a desumere cosa fa. Detto questo, se voi foste al governo, come dovrebbe essere risolta questa cosa? Non ci serve un piano quinquennale, ovviamente, ci basta sapere qual è quella notizia che se voi sentiste in televisione TG1 il governo ha deciso di puntini puntini, voi direste meno male. Prendiamo una telefonata. Pronto? Ciao, sono Paolo da Brescia. Ciao Paolo. Ciao. Sei in onda. Ascolta, a me io ho l'impressione che ci prendano un po' in giro, perché sentivo prima che dicevano che Salvini era nazista, no? Sì, Ferrero l'ha detto. Sì, ma questo è legittimo, però un giorno ci dicono che le ideologie sono crollate, no? Sì. Quindi anche quella nazista, immagino. Sì, ma questo è il segretario di Rifondazione Comunista, da questo punto di vista il suo mondo è perfettamente in asse. Lui, no, ma perché io ho l'impressione che quando le ideologie le citano loro esistono, quando invece le citano i loro avversari per attaccarli, certo, allora gli dicono ma sei un cretino. Guarda, Paolo, perché non in questo caso direi che Ferrero ha tanti difetti, ma da questo punto di vista il suo mondo bipolare nel 1946 è ancora questo qua. Ti volevo chiedere, Paolo, qual è invece la tua ricetta, o se non c'è una ricetta, qual è la cosa che se tu sentissi al telegiornale per la Libia abbiamo deciso questo, diresti meno male? Beh, naturalmente la ricetta della Lega, che è il blocco navale, e poi c'è il problema perché dicono questi scappano perché ci sono le guerre, no? Sì. Però si dimenticano di dire chi sono i responsabili delle guerre. Sì, questo è un chi è che ragionamento, governa l'Africa? Questi sono ragionamenti che meriterebbero un'altra puntata, però. Grazie mille, Paolo. È molto semplice. No, ci sta tutto. Prendiamo un'altra telefonata solo per questo, Paolo, scusami, e andiamo con un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, ciao. Ciao, sono Adalberto da Milano. Ciao Adalberto. Adalberto? Sì, mi è scappata una A, va bene. No, una scopoletta. Siamo esseri umani. Io mi meraviglio del fatto che vadano a disquisire su determinate cose. Se non ricordo male, durante il governo D'Alema c'era il problema dell'Albania. Sì. E la soluzione fatta da loro, tra l'altro, è stata quella di andare là a fondare tutti i natanti.
e non sono più arrivati gli albanesi. Ci fu la blindatura della costa albanese con l'operazione Alba. Bravo. Ora, mi domando, se io dovessi leggere una cosa del genere verso la Libia, una volta fondati i natanti, penso che diventi un pochino più difficile continuare a farne arrivare. Ho capito, sì. Come si è fatto per l'Albania, fare anche per la Libia. Visto che l'hanno fatto loro, certo, che adesso criticano. Certo, grazie ad Alberto. La chiamiamo la soluzione D'Alema, allora. Esatto, anche se chiaramente molto più difficile, perché l'Albania del 1996 era davvero un paese, già criptocolonia italiana, sfasciato, e quindi l'Europa ha detto: se la tua bad company è andata in vacca, vai a sistemare i problemi. Ma anche la Libia è ma guarda un po', è chiaro, questi qua hanno l'idea. Ma sempre di chi? Sempre roba italiana, alla fine, no, lo scatolone di sabbia. Quella che va a male è sempre la roba che si rappresenta. No, c'è un bellissimo messaggio. Vai. Devo leggerlo. Sandro da Olbia ci scrive: fermatela a Boldrini, il certificato medico lo richiedono per detenere Albi, ma non per fare il presidente della Camera. Avete colpito Bordonaro al cuore con questo messaggio. Pronto? Pronto? Sì, ciao, come ti chiami? Elena. Ciao Elena. Ciao. Dunque, anch'io sono d'accordo col signore di prima, cioè io non credo che il blocco navale possa funzionare, ma sicuramente il andare lì con un contingente forse dell'ONU e verificare appunto chi ha diritto di asilo politico, chi chiedere dove vogliono andare fondamentalmente, poi smistarli con riconoscimento di documenti, eccetera. Dall'altro lato appunto queste persone, molte di loro effettivamente fuggono dalla guerra e dai miliziani anche islamisti, quindi non è che possiamo dire vabbè ce ne freghiamo, però chiaramente non si può fare questo respingimento in mare, ma una blindatura delle coste, diciamo. Sì. Si sono fatte tante operazioni di pace, di guerra, questa potrebbe essere un'operazione militare intelligente, secondo la nostra Elena. C'è una questione però da mettere in evidenza, che a differenza dell'Albania, è stato già detto a tutti gli analisti militari, non stiamo qua a chiamarne in causa altri, un'operazione di guerra di questo tipo, perché questo porterebbe a una previsione di vittime molto molto più alta di quella che già abbiamo conosciuto in Iraq e in Afghanistan, perché ce l'ha spiegato più volte anche Gian Michalessin nei suoi interventi, intervenire da occidentali in Libia con uno sbarco novecentesco di armi, carri armati, tricche e ballacche porterebbe a coalizzarsi tutte le forze che in questo momento comunque si stanno combattendo tra loro nel deserto libico a intensità variabili contro i crociati. Quindi paradossalmente si farebbe il gioco dello Stato islamico. E qui io vi metto un'altra riflessione, che voglio sapere come la pensate anche su questo. Se siete d'accordo a un'operazione militare, secondo voi la nostra società intendo italiano-lombarda o quella di cui fate parte, può permettersi alla statura morale per perdere dei caduti in guerra ancora nel 2015? Abbiamo ancora quella forza lì, che è poi quello che diceva anche Massimo Fini, ti ricordi nell'intervista che avevamo fatto, che lui parlava del califfato, non si può fare un'operazione militare perché non abbiamo più la forza morale per perdere degli uomini. Ma secondo me, guarda, quello fosse l'ultimo dei problemi, nel senso che pochi penserebbero a quello, se non le famiglie ovviamente. Diciamo che siamo veramente un pochino con le spalle al muro, cioè, io non vedo altre soluzioni se non il neocolonialismo. Cioè, io quando ho fatto la maturità c'era il tema sull'Unione Europea e i suoi rapporti con l'Africa. Io nei miei 19 anni di maturando, le cose che ho detto, il neocolonialismo, torniamo giù, vediamo di mettere a posto le cose, ma evidentemente cose che adesso non pensiamo più, ovviamente. No, quantomeno mettiamoci una pezza, cioè non possiamo andare avanti così, perché sennò il rischio che si travasi un intero continente, l'Africa, in un altro continente, non l'Europa, ma l'Italia, e basta. Perché prendiamo delle telefonate. Pronto? Pronto. Salve. Ciao caro. Senti, no, comunque sono tutte Di il tuo nome in diretta. Pronto? Sì, di il tuo nome in diretta. Laura. Ecco, ciao Laura. Ciao Marco. Ascoltami, tutte balle, tutte chiacchiere. La verità è quella che stamattina ci ha messo al corrente Cainarca, che ha scritto e detto Ludwig, che è la stessa cosa che ha detto Umberto Bossi 20 o 30 anni fa, ed è la stessa cosa che ripete Salvini ogni giorno. Quella è la via, tutto il resto sono fanfaronate scemenze. Quale, Laura? Guarda, l'articolo che ha letto Cainarca su Ludwig
È quello appunto lì, il blocco navale senza se né ma e tutte queste tiritere. E poi dopo affondare le barche e andare lì a fare i campi, perché lì non è che c'è la guerra per tutto. Non mi risulta che ci sia né in Marocco né in Tunisia, farli lì e lasciarli lì. Se hanno bisogno è là che vanno aiutati e non travasare l'Africa qua. Grazie Laura, grazie mille, parole chiarissime come spesso accade qui nel nostro filo diretto, anche se invece la doveste vedere in maniera diametralmente opposta, mi raccomando 02 66 20 35 29, Radio Padania Libera, ci piace sentire un po' tutte le campane, soprattutto su una questione dove non c'è una risposta esatta. L'importante però vedo che le persone delle idee ce le hanno a differenza del Premier. No, ma certo, ma a me, guarda, stupidamente bombardiamo la Libia di volantini è già un'idea che diciamo ragazzi, abbiamo una disoccupazione terrificante, stiamo malissimo, non riusciamo più a cogliere nessuno, se venite è un casino, la gente è incazzata, c'è Radio Padania che poi vi odia, almeno così dicono. È meglio che dire occorre, si deve, come le alte cariche di questa Repubblica. Pronto? Ciao, sono Antonio di Cinisello. Ciao Antonio. Ascoltami, finché ci sono i soldi lì ci sarà sempre questo grande business. Quindi è inutile, perché le cose le sanno anche loro. Sanno benissimo che questa gente qui è qui ad invaderci, però non gliene frega niente, l'importante è fare i soldi. Però Antonio, qual è la notizia che tu diresti, meno male? Meno male che cosa? Non c'è meno male. Lavoro di fantasia. Che arrivano questi a sanare che cosa? Cioè non riesco a capire perché meno male. Ma tu immaginati, Antonio, di aprire il telegiornale e senti la notizia, in Libia hanno fatto puntini puntini e tu dici, bene, che cos'è che c'è nei puntini? Ma io direi meno male se questo governo se ne va, poi il resto... E il resto va da sé. Grazie mille Antonio, insomma, prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, sono Alba di Abizzate, buonasera. Buonasera Alba. Buonasera, ascolti, io direi una cosa, no? Perché non diciamo all'Europa? Dovete pensarci voi se non noi usciamo dall'Europa. Vedi, sarebbe il fatto per me di dire finalmente faranno qualcosa. Alba for President, io ti candido immediatamente al Quirinale perché questo è qualcosa che ha detto Alba. È una sorta di Tsipras di Albizzate. Esatto, grazie. Ecco, va benissimo, grazie. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, ciao, come ti chiami? Sono io? Sì, sei in onda, come ti chiami? Ciao, sono Claudio da Verona. Ciao Claudio. Ciao, Andiette, guarda, io vi dico una cosa, io vorrei sentire che in Albania, no in Albania, scusami. In Libia. In Libia, portate pazienza, in Libia è ritornato Gheddafi. Perché quando avevamo Gheddafi, cari ragazzi, non succedevano queste cose. E la colpa ce l'ha la Francia, quel signore di nome Sarkozy, ok, che ha fatto di tutto per andare là a tirar giù un regime, loro chiamavano un regime, però voglio vedere se era veramente un regime. Grazie mille Claudio. No, per piacere, una cosa sola, velocemente, non sentite parlare niente, ok, di quello che sta succedendo in Russia, perché gli americani, quello che sta succedendo qua in Europa, gli va bene perché da Vicenza partono tantissimi militari della base americana verso l'Ucraina. Bravissimo. L'abbiamo raccontato settimana scorsa, bacchettata Claudio, non ti devi perdere le lezioni. Prendiamo un'altra telefonata, grazie comunque a Claudio che ce l'ha ricordata, perché c'è sempre l'Ucraina. Ricordiamo che quando si punta il riflettore da una parte probabilmente le cose importanti succedono da un'altra, forse non è questo il caso, ma vedremo di tenere a mente tutto il contesto, anche perché è tutto molto collegato. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, ciao, come ti chiami? Michele da Brescia. Ciao Michele, sei in onda. Allora, hanno dato del nazista Salvini? Sì. Bene, la notizia che mi piacerebbe sentire sarebbe proprio che Salvini cambia il nome del partito e lo chiama Partito Nazionalsocialista Italiano. Da questo punto comincerebbe la soluzione di tutti questi problemi. Ciao ragazzi, grazie. Ciao. Anche insomma vivere nel Novecento e esatto, immaginare situazioni di negromanzia o Gheddafi che torna in vita. Sì, oppure... no, ragazzi, bisogna archiviare il passato. Soprattutto quell'ultimo che ha detto il signore. Esatto, ecco, allora prendiamo una risata perché prendere sul serio queste cose è peggio. Siamo nel 2015, ma in un futuro post-apocalittico, perché... Vabbè, ma vivere, insomma... No, ma è bello, anch'io mi sveglio nella Repubblica di Weimar, però, insomma...
Allora andiamo avanti con le vostre idee anche per SMS 346 64 277 56. Quello che sta emergendo adesso, però abbiamo preso una decina di telefonate e insomma questa decina di telefonate fa vedere, adesso ne abbiamo una addirittura in diretta a nostra insaputa, tipo l'appartamento di Scaiola. Ma detto questo, si vede che gli ascoltatori un'idea ce l'hanno talmente profonda da sfondare le linee e arrivare in onda con noi. Come ti chiami? Pronto, sei in onda, come ti chiami? Spegni il vento. Ok. Pronto? Sì, sei in onda. Sono Guglielmo dal Benga. Ciao Guglielmo. Ciao, ci siamo visti ad Andorra. Ascolta, io farei non è una soluzione, giustamente non esiste una soluzione sicura, però farei una cosa, innanzitutto per i costi che ci abbiamo, perché, ne ho parlato anche con chi se ne intende più di me, perché noi siamo i terzi contribuenti in Europa, uscire non è possibile adesso, è una cosa troppo lunga, si bisogna aspettare che ne esca la Germania, ma dentro l'Europa perché non ci tratteniamo mandando le pezze giustificative di quello che ci costa dai 13 miliardi di euro, 14 che diamo all'Europa? Sai perché non lo fanno? È possibile, perché devono dare delle pezze giustificative di tutto ciò che è di marcio e di interesse giù per quanto riguarda queste cose. Grazie Guglielmo. Secondo, però scusami una cosa, però, un attimo solo. Veloce. L'ideale teoricamente sarebbe questo: dargli subito metà dell'Italia e fare la Padania con tutti gli italiani, una nuova Italia più piccola, e giù fate quello che volete. Un confine vero. Grazie Guglielmo, grazie. Un confine vero vuol dire un fossato largo 8 metri. Perché... D'altronde poi anche il califfato si placca, perché vogliono arrivare a Roma, noi... Nel senso, No, vabbè, esatto. siamo accoglienti, lo facciamo, e poi vabbè, sopra si creerà questo stato che va dagli Appennini alle Alpi, che ha confine a est. Dici l'ISIS vuole la Padania. Non dire quel nome lì, che è dire la stessa cosa in un altro modo, dobbiamo dire. Vuole l'Alpinia. Perché se diciamo Padania poi dicono ancora lì, invece se diciamo Alpinia facciamo entrare il concetto da un'altra parte. Non ho paura delle parole. Ecco, prendiamo delle altre telefonate intanto, perché sicuramente non temiamo le vostre di parole che fin qui stanno dando dei risultati concreti. Alba è quella che mi è rimasta più impressa, Alba di Albizzate, che dice o fate qualcosa oppure noi usciamo dall'Europa, ma anche gente che dice insomma andiamo lì e facciamo un'operazione militare con tutto quello che questo può comportare, no? E queste sono insomma parole, tesi. Occorre, si dice, sarebbe bello che finora non l'abbiamo sentito, e sarebbe bello che ci fosse, sarebbe bello, dico io, se ci fosse uno specchio tra il popolo, che comunque ha un'opinione, magari su altre radio ne sentirete altre, però quantomeno sono delle opinioni, e il governo che tergiversa. Delle proposte vere, non delle... Si dovrebbe, tutte queste lacrime di coccodrillo. Prendiamo una telefonata. Pronto? Pronto, sono Franco, ciao ragazzi. Ciao Franco. Ascolta, volevo solo dirvi una cosa, secondo il mio punto di vista, il blocco navale sicuramente è la cosa più importante secondo me, anche perché se non sbaglio abbiamo una portaerei piccolina, un 2 Ariete, le mettiamo sopra e facciamo fuori tutte le barche vuote naturalmente che sono nei porti. E poi abbiate pazienza, se non ricordo male la Francia ha fatto quello che ha fatto prima che la risoluzione venisse fuori, se non sbaglio, no? Sì. Quindi lei è partita prima, insomma, no? Quindi, e poi magari mettersi d'accordo anche con il Chad, la Tunisia e l'Egitto per fare dei campi dove poter organizzare il tutto e cercare di dare una mano a queste persone che stanno scappando da guerre o carestie. Secondo me questa è potrebbe essere una buona idea. E poi non da dimenticare che oltre alle barchette ci sono anche, qua almeno in Friuli, stanno arrivando una marea di gente dalla Serbia, partendo dalla Turchia per capirci, vengono su dalla Serbia a Croazia e ne stanno arrivando via terra una marea. Giustissimo. Quindi anche Franco, questo certo. È un altro problema da vedere. Da risolvere. Anche abbiamo dato la notizia la settimana scorsa, è stata tolta la polizia di frontiera dal confine sloveno, quindi immaginate quanto è diventato ancora più colabrodo, e senza contare tutta l'immigrazione canonica, che certo non è diminuita, ed è quella che arriva con il suo bravo aereo a Malpensa o a Riassere, Fiumicino, scende col suo visto turistico, poi scade il visto e rimangono qui clandestinamente, che è sempre stata la fetta maggiore e ancora oggi la fetta maggiore, anche se ovviamente gli sbarchi stanno incrementando e il gap tra le due modalità di arrivo in Italia si è leggermente assottigliato rispetto al passato. Prendiamo ancora delle telefonate, Borto. Pronto? Pronto, mi sente? Sì, sei in onda, ciao. Allora, mi chiamo Giovanni dalla provincia di Salerno. Niente, stop invasione, cioè qua non dobbiamo far venire più
invasori, io chiamo invasori. Voglio dire una cosa, la Laura Boldrini la possiamo richiamare rinnegati, non ci chiamano razzista, ma noi li possiamo chiamare rinnegati, che pensano soltanto agli invasori, noi italiani che stiamo perdendo posti di lavoro, le fabbriche. Battipaglia era una città piena di fabbriche, adesso hanno chiuso molte fabbriche e non ne possiamo più di questi stranieri. Grazie mille Giovanni, grazie mille, è una testimonianza importante che fa sempre vedere come comunque, come scriveva oggi Diego Fusaro, mi dicevi prima, sì, questi passano dall'inferno all'altro. Esatto, e l'inferno non è solo al nord in tante località, ma anche a Battipaglia, in provincia. Contate che lì ne avete anche meno in proporzione rispetto a tante regioni del nord. Ricordo, dati vecchi, la provincia di Varese aveva quasi immigrati dell'intera regione Puglia. Con un'estensione chilometrica ben esatto, diversa, bisognerebbe vedere quella nuova. Pronto? Pronto? Sì, ciao, sei in onda. Ciao ragazzi, Filippo da Padova. Ciao Filippo. Per me, guarda, io sono contro la guerra, però se mai ci fosse una guerra giusta, e mi rendo conto che è pericoloso dire una guerra giusta, però non vedo alternative, la guerra di secessione degli stati del sud Europa, tra i quali potremmo far parte noi, la Spagna, la Grecia, e se riuscissimo a tirare in mezzo anche magari la Francia, data l'egemonia della Germania, e togliersi da questo schifo di Europa, sarebbe veramente una gran cosa. Guarda. Anche perché la vedo dura, come dice la signora, poter fare i padroni a casa nostra e andare a dire all'Europa o ci chiudete voi le frontiere oppure badate all'immigrazione, oppure noi ce ne usciamo dall'Europa, perché quelli ci rispondono: provateci. Grazie mille. Insomma, questa idea della guerra che comunque sta aleggiando, no? In tante telefonate, in tante cose. Siamo obbligati a fare lo stato cuscinetto. Ma si arriva sempre lì, come se fosse un qualcosa nell'aria, speriamo che nell'aria rimanga. Pronto? Buonasera. Buonasera. Allora, accendi la televisione, ne sono sbarcati altri, ne stanno morendo altri lì, arrivano, sono di nuovo morti oggi, adesso alle 5. Allora, io non riesco a capire, va bene, io come italiana ne ho i coglioni pieni, perché io sono al 20 del mese, non posso accendere una televisione, che vedi sempre questi morti, questi che arrivano, siamo già tutti depressi qui in Italia, la nostra vita non va bene, abbiamo i nostri problemi, basta. Devono morire. Grazie signora. Io l'ho lasciata andare perché mi sembrava rabbia vera, no? Quindi rabbia vera, dare testimonianza non mi sembrava stesse facendo, diciamo, la parte. Mi sembrava fosse una persona in difficoltà. È tragica questa cosa. Esatto, è un documento. È un documento, bravissimo. Prendiamo un'altra testimonianza. Esatto. Pronto? Pronto? Sì, salve. Sono Ornella da Merate. Salve Ornella. Ciao. Allora, secondo me quello che dice Salvini è l'unica soluzione, cioè fare un blocco navale come ha fatto l'Australia, cioè che ha ridotto del 90% gli sbarchi. E poi cioè un'altra cosa, io non ho mai capito perché le devono portare, è logico che bisogna salvarli, li devono portare sulle coste italiane che sono più lontane dalla costa, dal centro di raccolta del Nord Africa, sulle coste, perché li portano qua in Italia che è molto più lontano. Grazie mille, Ciao. grazie mille. In effetti poi bisognerebbe anche approfondire quanti immigrati ci sono in Marocco, in Tunisia, insomma. Perché non vanno a Melilla? Perché li sparano. Li sparano, c'è la recinzione. Qualche sms al volo, poi anzi, prima l'ultima telefonata, poi qualche sms e poi un po' di Giamaria nostalgia. Pronto? Pronto? Sì, sei in onda, ciao. Pronto? Sei in onda, ciao. Padani e Nervi. Va bene, con questo urlo ci teniamo forti e qualche sms. Cedere la Sicilia al califfato no? Pensate quanti miliardi di euro risparmiamo senza colpo ferire, dice Ezio. Abbiamo solleticato, diciamo, il suo indipendentismo. Poi abbiamo un altro amico che dice allora, è un manicomio globale, l'esercito non va impiegato perché i soldati muoiono.
e questo è un dato. E anche quello parte del mestiere del soldato, purtroppo. Però tra il dirlo e il farlo non c'è per l'appunto di mezzo il mare. Adottiamo il metodo Andreotti Cossiga, dice un altro amico, che però fa un messaggio diciamo frastagliato che non riusciamo a leggervi. Quello che riusciamo a darvi in attesa del prossimo GR della pubblicità è questa piccola diciamo clip di nostalgia gheddafiana, dal momento che quando c'era quel tamarro di Muammar Gheddafi la Libia era uno dei paesi col più alto reddito di tutta l'Africa, era un paese che non faceva arrivare immigrati, era un paese che anzi riusciva a integrare buona parte degli immigrati africani, certo vestiva in modo strano il ragazzo, e quando veniva qua faceva uno show, tende, eccetera. Però insomma era pur sempre un personaggio folcloristico di cui stava meglio quando c'era Gheddafi. Quando c'era Gheddafi è una rivincita questa di Gheddafi, quindi noi trasmettiamo questo Zenga Zenga Song che ci accompagna.